lo stato di attenzione fino a domani pomeriggio lungo Monticano e Livenza. Ieri situazione critica nella Castellana. Inevitabili le ripercussioni sul settore agricolo sia per il settore frutticolo che quello indubbiamente di maggior peso dell'economia della Marca, e non solo. Il prosecco, la paura ora è quella delle gelate. Continua la tensione tra Lega e 5 Stelle su più fronti, non ultimo quello sull'autonomia. Salvini attacca, forse qualcuno ha cambiato idea, Di Maio risponde, non si va di fretta per scopi elettorali. Si è spenta nella notte Roso, l'ultimo mulo alpino aveva festeggiato a gennaio l'incredibile età di 40 anni, la commozione del governatore, un simbolo, resterà sempre nei nostri cuori. Decreto Salvini, a rischio l'accoglienza di migranti e un centinaio di posti di lavoro, i sindacati consegnano una lettera aperta al prefetto a bloccare gli effetti devastanti della nuova legge. Dona le proprie ferie alla moglie gravemente ammalata, succede all'Electrolux di Susegana dove è stato firmato un importante accordo sulla banca Ore Solidale. L'impresa storica del Benetton Rugby pronta alla sfida di play-off della Guinness Pro 14 contro il Munster e l'avventura della De Longhi Basket agli ottavi contro Trapani, la Treviso Sportiva sogna. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque il primo piano, torniamo a parlare del maltempo con lo stato di attenzione fino a domani pomeriggio lungo Monticano e Livenza per la portata dei fiumi. Ieri situazione critica invece nella Castellana. Dalla Castellana al Coneglianese e allo Pitergino Mottense, altre 24 ore di passione sul fronte del meteo dopo una domenica nella Marca da dimenticare. Le forti raffiche di vento, ma soprattutto le intense piogge pressoché ininterrotte per l'intera giornata, hanno creato non pochi disagi tra la Pedemontana e la Castellana e fino alle 14 di domani il centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili situazioni di criticità idraulica lungo l'asta di Monticano e Livenza, che hanno già raggiunto livelli idrometrici sostenuti. Ieri si sono vissute ore di tensione dalla parte opposta della provincia, a Castelfranco Veneto, tra Bella Venezia e il centro, dove il torrente Avenale ha rischiato di causare danni seri, come testimonia la preoccupazione dei residenti. È successo, avevo paura, di la verità. Il peggio è stato sventato grazie alle opere realizzate dopo l'alluvione in Veneto del 2010. Questa è la cassa di espansione alla zona Prai, chiamiamola così, ed è quel che è servito ieri a salvaguardare la città di Castelfranco Veneto da una tracimazione dell'Avenale. È un'opera che è stata realizzata dopo le alluvioni del 2010 e si è resa, ieri abbiamo capito l'importanza di quest'opera. Nel tempo di reazione dall'emergenza al momento in cui abbiamo azionato la livellazione manuale, è circa un'ora, siamo riusciti a contenere il pericolo dell'esondazione dell'Avenale. A Riesi e Piodecimo le piogge di ieri mattina hanno causato danni ad alcune abitazioni, vigili del fuoco costretti a diversi interventi. E mentre anche sulle montagne trevigiane è comparsa la neve, questo è il Monte Cesena, a ridosso di Pianezze, le precipitazioni hanno causato anche frane, come quella monitorata da pompieri, protezione civile e comune in via Molinetto a Refrontolo. Terreno zuppo d'acqua che insieme al vento ha causato la caduta di diversi alberi. Ieri ad Asolo una quarantina di famiglie è rimasta senza corrente in via Caffaliere e via Cagiupponi. Alcune piante hanno tranciato i cavi dell'elettricità, si è dovuti ricorrere all'uso del gruppo elettrogeno. Oggi in mattinata vigili del fuoco ancora al lavoro, questo è il parco di Villa Cornera Vedelago. L'albero era stato colpito da un fulmine, per fortuna non era stato squarciato da sotto a sopra, quindi non aveva situazioni di particolare pericolo, però insomma andava abbattuto, quindi è stato fatto questo intervento. Purtroppo succedono sempre più casi di questo tipo, con temporali che creano forti danni, quindi l'invito alla cittadinanza che ha alberi di grosse dimensioni di fare delle potature in modo che non succedano casi che vadano a creare un pericolo soprattutto per gli alberi vicino alle strade. Maltempo che ha avuto nei giorni scorsi, abbiamo raccontato delle grandinate, e ha ancora inevitabili ripercussioni sul settore agricolo, sia per il settore frutticolo che quello indubbiamente di maggior peso nell'economia della Marca e non solo del prosecco. Continua la conta dei danni. Non è stato un grande inizio di stagione per il prosecco di Marca. La grandinata di venerdì sera e la pioggia ghiacciata mista neve di domenica mattina hanno messo a dura prova i germogli tra le vigne del superiore, soprattutto nella fascia da Bigolino e fino a Rolle. Ora però la vera preoccupazione è il calo termico, perché non accada, come 2 anni fa, che la gelata di una notte bruci un'intera annata.
Produttori con lo sguardo alla neve che ha imbiancato il Cesena in monti vicini fino ai 1000 metri, con il timore che la prossima notte il termometro scenda sotto lo zero. Sorvegliati speciali i filari del Basso Conegliano Valdobbiadene, ovvero la zona di Bigolino e in genere lungo l'asta del Piave, mentre per la DOCG Colli Asolani le maggiori preoccupazioni corrono lungo la Val Cavasia e gli avvallamenti tra le colline di Monfumo ed Asolo. Tanti timori sottolineano i produttori, ma al momento non grandissimi danni, calcolando ad esempio che nel territorio del Superiore, che conta circa 8.000 ettari, non sono più di 500 quelli colpiti dalla grandinata e di questi ancor meno quelli con danni davvero importanti. E non a caso è lo stesso Presidente della Camera di Commercio a ridimensionare gli allarmismi lanciati dal Consorzio Superiore e dal Presidente Innocenzo Nardi. C'è un po' troppo di allarmismo, la zona interessata è certamente una zona importante però molto contenuta, quindi non dobbiamo creare assolutamente allarmismi per niente, perciò io mi auguro che ovviamente si possa procedere con una produzione normale, insomma, questa è anche la sensazione che ho tramite i contatti che ho avuto con i produttori. Situazioni che secondo il Presidente Pozza possono mettere in moto delle speculazioni difficili da contrastare se si continuerà con troppe distinzioni. Ci sono anche delle speculazioni, bisogna stare attenti alle speculazioni e quindi qui ci deve essere la vigilanza dei consorzi, purtroppo si parla di 3 consorzi ma ci dovrebbe una politica per un consorzio unico, perché ovviamente governare un prodotto così importante ci vuole una regia unica. La notizia oggi ha fatto in poche ore il giro della provincia e non solo, un simbolo alpino che se ne va, si è spento nella notte il mulo Iroso, l'ultimo mulo alpino, aveva festeggiato a gennaio l'incredibile età di 40 anni. Addio a Iroso, matricola 212, ultimo mulo alpino. Era stato la stella della Dunata Nazionale di Treviso nel 2017 e lo scorso 13 gennaio le Penne Nere di Vittorio Veneto gli avevano dedicato una grande festa per i suoi 40 anni, età straordinaria. Iroso, le cui forze nelle ultime settimane erano iniziate a mancare, si è spento nella notte nella sua stalla di Cappella Maggiore, dove era accudito con tutti i riguardi dagli addetti del reparto Salmerie e dal proprietario Antonio De Luca, che acquistò lui e altri 11 compagni negli anni 90, salvando loro la vita e con essa ciò che rappresentavano, dei compagni fedeli, ancor più dei fratelli. Devo ringraziare Tony De Luca e tutti gli alpini per il grande salvataggio identitario che abbiamo fatto e anche il grande segno di umanità, perché spesso si parla di animalismo, Tony De Luca li ha salvati assieme agli alpini, li ha salvati dal macello questi muli. Così il presidente Zaia, che alla festa per i 40 anni di Iroso volle esserci e che oggi commenta commosso la perdita del grande vecchio. Come tutti i veri alpini, anche il generale Iroso non è morto, è semplicemente andato avanti per restare comunque sempre nei nostri cuori. Tante volte ci siamo incontrati con Iroso, ricorda il governatore, e ogni volta era come ritrovare un vecchio amico, non solo un animale da accarezzare e rispettare. Oggi Vittorio Veneto vive 2 lutti. Nel giorno dell'ultimo saluto allo storico segretario della sezione di Vittorio Veneto Giacomino Tommasella, spentosi a 85 anni, la morte di Iroso. 2 forme di esistenza, di vita, che sono l'un l'altra unite nella storia, che sono il simbolo della nostra alpinità. Iroso che sembra aver atteso per andarsene che tutto fosse compiuto, le adunate, le celebrazioni del centenario, il 25 aprile, quando i riflettori sulla sua Vittorio Veneto si sono alla fine spenti. Iroso non era semplicemente un animale, rappresentava molto per gli alpini, la dedizione che gli alpini e il reparto Salmeria ha dedicato a questo animale è stata veramente encomiabile, ma per il simbolo che questo animale incarnava. È il simbolo dell'alpinità, è il simbolo delle sofferenze degli alpini in generale, che hanno patito durante la guerra, e della profonda simbiosi degli alpini con questi animali. Iroso non verrà dimenticato. Gli alpini decideranno nei prossimi giorni come ricordarlo. Di certo verrà conservato lo zoccolo con il numero di matricola 212. Adesso torniamo a parlare della situazione migranti. Oggi i sindacati in piazza per protestare contro gli effetti devastanti del decreto Salvini sull'accoglienza dei migranti e sui posti di lavoro. Al prefetto infatti hanno consegnato una lettera aperta affinché blocchi quella che viene considerata una deriva.
Sindacati in piazza per protestare contro gli effetti, giudicati devastanti, del decreto Salvini sul fronte accoglienza migranti, che smonta un sistema di integrazione faticosamente messo in piedi e mette a rischio un centinaio di posti di lavoro. Il decreto sicurezza è ovviamente una mazzata, sia per chi lavora nell'ambito dell'accoglienza sia per gli ospiti. È chiaro che già il decreto sicurezza fondamentalmente andrà a aiutare e a permettere a chi fa dell'accoglienza un business di continuare a fare il suo business, mentre ovviamente andrà a tagliare le gambe a chi invece dell'accoglienza cerca di farne comunque un lavoro serio. Alla Nova Facility, principale realtà di gestione dei centri trevigiani, potrebbero perdere il posto decine di lavoratori. Le persone a rischio sono circa una quarantina. Quali sono? Solo di Nova Facility. Le caserme interessate sono la zona Usso Serena e il centro di accoglienza di Vittorio Veneto. I sindacati, insieme ad ANPI, Articolo 1, Centro Servizi Volontariato e forze politiche di sinistra, ha firmato una lettera aperta consegnata al prefetto Laganà per contestare i pesanti tagli imposti dal governo all'accoglienza. In questo momento la situazione è sotto controllo qui a Treviso, può anche accadere naturalmente, se è questo che intendiamo, che domani mattina dalla Libia si aprano di nuovo i porti e ci ritroviamo con una situazione analoga a quella di 3 anni fa, con arrivi in quantità tale per cui la situazione potrebbe diventare di nuovo non gestibile. Vedere adesso ritornare indietro il tutto ed avere soltanto dei centri di sorveglianza che non perseguiscono un fine di integrazione per 1 migliaio di persone in un territorio piccolo come Treviso è ovvio che ci preoccupa, oltre che non dare l'opportunità vera a questi ragazzi per costruire un'opportunità di futuro. Tutti gli occupati ovviamente sono lavoratori coinvolti, sono ovviamente alla nostra attenzione. Ci sono circa un centinaio di persone che ovviamente rischiano il posto perché appunto questi tagli li portano ad avere come dire, una minor capacità di risposta come dire, anche alla parte dei lavoratori. L'obiettivo di questa protesta era il decreto sicurezza, il cosiddetto decreto Salvini che oggi ha parlato ma non di migranti, o almeno non solo di migranti, è tornato a parlare anche di autonomia ed è un contrasto quello che resta costante con il collega vice premier, collega di governo Luigi Di Maio, nella tensione continua tra Lega e Movimento 5 Stelle, sul piatto il tema autonomia e i rallentamenti sulla autonomia. Sentite Salvini e Di Maio oggi. I dossier sono pronti, se c'è qualcuno dei 5 Stelle che ha cambiato idea rispetto a quello che aveva detto ai Lombardi e ai Veneti 1 anno e mezzo fa, che lo dicano, altrimenti non si capisce perché questo tirarla in lungo. Se hanno detto sì al referendum 1 anno e mezzo fa, il testo è quello, quindi non è che abbiamo cambiato, anzi l'abbiamo rivisto, abbiamo coinvolto gli enti locali, siamo pronti a coinvolgere il Parlamento, siamo pronti a coinvolgere tutto, ma non capisco che cosa osti ad arrivare in Consiglio dei Ministri ad approvare l'inizio del percorso. Quindi la Lega non ha cambiato idea, mi auguro che nessun altro abbia cambiato idea. Io mi devo preoccupare come Ministro del Lavoro, dello Sviluppo Economico e Vicepresidente del Consiglio che non vengano penalizzati altri territori italiani. Quindi, voglio dirlo chiaramente, ben venga l'autonomia perché l'hanno votata ad un referendum i cittadini lombardi e veneti, ma non facciamo le cose di fretta per scopi elettorali, perché poi si rischia di creare dei pasticci. Che cosa significa creare dei pasticci? Non solo creare una sanità e una scuola di serie A o di serie B, ma addirittura creare la serie C della sanità e della scuola, perché noi già siamo impegnati a cercare di contrastare una serie di diversità territoriali che provengono da cosa? Proprio dalla riforma del titolo V della Costituzione del 2001 che cercava di scimmiottare l'autonomia e il federalismo leghista. Il dibattito dunque continua e così anche il contrasto. Adesso torniamo alla cronaca, andiamo ad Asolo dove un tentativo di suicidio porta all'incendio di una abitazione. Lo hanno trovato nella sua camera, seduto sul letto. Aveva le mani e la faccia nere, probabilmente sporche di fuliggine. E chissà come sarebbe andata a finire se il fratello e il figlio di questi non si fossero accorti del fumo che usciva dalla sua abitazione di via Malombra ad Asolo.
Un anziano asolano è stato tratto in salvo dai familiari, che sono entrati in casa sua dopo aver capito che c'era un principio di incendio in corso. I 2 soccorritori lo hanno trovato nella sua camera da letto, con il volto e le mani annerite dal fumo. Il ferito è stato immediatamente portato all'aperto e i parenti hanno domato le fiamme. Nel frattempo sono giunti sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area cancellando ogni rischio di nuovi focolai. L'allarme è rientrato definitivamente poco dopo. Resta da capire ora quale sia la causa del rogo, che secondo le prime informazioni potrebbe essere legato a un tentativo di suicidio da parte dell'uomo. Questi è stato ricoverato nell'ospedale di Castelfranco. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Se la sono cavata fortunatamente con un grandissimo spavento e qualche lieve contusione 2 giovani vittime dell'incidente avvenuto nella serata di ieri alle 22, miracolati dicevamo, perché come vedete nelle immagini dei vigili del fuoco con la loro auto sono finiti capovolgendosi in un fossato che era colmo d'acqua gelida. 2 giovani appunto che sono riusciti però a uscire dall'abitacolo con le loro gambe, hanno chiamato poi i soccorsi, sul posto i vigili del fuoco di Conegliano, l'autogru è servita per recuperare il mezzo, ma anche i carabinieri e poi il SUEM. Fortunatamente non c'è stato bisogno delle cure del SUEM. Adesso parliamo di una storia che viene dall'Electrolux di Susegana, dona le proprie ferie alla moglie gravemente ammalata, ed è una possibilità dato che è stato firmato un importante accordo nell'azienda proprio sulla banca ore solidale. Devolvere ferie e permessi a favore di un collega ammalato. È la Banca Ore Solidale, istituto che oggi registra un importante potenziamento, grazie all'accordo, il primo nella Marca, raggiunto tra i dirigenti di Electrolux e le rappresentanze sindacali di CGIL, CISL e UIL. L'intesa, firmata nella sede di Assindustria Veneto Centro, recepisce e amplia quanto già previsto nel Jobs Act e nel contratto nazionale metalmeccanici. Da oggi sarà possibile cedere ore di permessi, riposo e parte delle ferie non solo a vantaggio di colleghi che debbano assistere i figli minori bisognosi di cure, ma anche a beneficio dei colleghi stessi per affrontare gravi problemi personali. Tutto è partito dal caso di un'impiegata nello stabilimento di Susegana, colpita da una grave e lunga patologia. Per potersi curare, la donna ha consumato tutto il periodo di malattia previsto dal contratto, ma grazie a questo accordo, proprio il marito, anch'egli dipendente dell'azienda, potrà ora devolvere alla moglie le sue ore di permesso e parte delle ferie. E sono già molti i colleghi della coppia pronti a mettere a disposizione le proprie ore per dare loro un aiuto concreto, dando corpo così ad una vera e propria staffetta di solidarietà aziendale. Siamo soddisfatti di questo accordo, hanno dichiarato i sindacati, non solo perché dà sostanza a quanto già previsto dalla legge, ampliandone il campo di applicazione, ma anche perché in un periodo segnato dall'individualismo è importante incoraggiare forme di solidarietà fra colleghi nei casi di situazioni particolarmente difficili come una lunga malattia. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare delle elezioni amministrative. C2. Rieccoci in studio in diretta al telegiornale di Treviso. Dunque il 26 maggio al voto per le europee, ma anche al voto ovviamente per le amministrative. E non sono pochi nella Marca i comuni al voto dove si è presentato un solo candidato con una sola lista. Le piace vincere facile, No, vincere facile così forse se la gente va a votare, però abbiamo sempre bisogno comunque di un confronto in qualsiasi campo, anche quello politico. Stefano De Pieri, candidato unico alla carica di sindaco nel comune di Chiarano. Alcuni lo chiamano già scherzosamente il podestà, non tanto per la camicia nera che da sempre fa parte del suo guardaroba, quanto perché governerà il comune senza opposizione. E non è un caso isolato, guardando cosa è arrivato sabato in prefettura. Con Chiarano anche Povegliano, Cimadolmo, Mansuè, Gorgo, Miane e Sarmede. Una sconfitta per la democrazia, secondo uno dei sindaci uscenti. È sempre auspicabile che ci sia una contrapposizione, è anche stimolante e arricchente per chi amministra avere qualcuno che in qualche modo controlla, comunque l'onestà è sempre in primo piano, ma controlla ed ha anche degli spunti che possono essere positivi. Per chi ci spiega sempre a Chiarano chi ha composto la lista, è sempre più difficile trovare giovani disposti ad impegnarsi. Secondo me è proprio il disimpegno che hanno
che ha procurato la politica verso i giovani, soprattutto gli ultimi anni. Insomma, nella Marca, almeno per alcuni comuni, vige il famoso detto mi novoco bata. Ecco, sì, sicuramente vado a prendermi i fastidi che non me ne frega di prenderli probabilmente. Così alla fine l'unico ostacolo ai nuovi podestà sarà il quorum, per evitare in questo caso il commissario prefettizio. O podestà o prefetto, insomma in questi comuni la figura del sindaco, soprattutto di una fiera opposizione, si sta appannando. Il volere del popolo ovviamente comunque fra 5 anni potrà comunque cambiare. Lo sport, ma partiamo dalla brutta notizia, il volley trevigiano in lutto, addio al giornalista Marco Guerrato, mancato nella notte all'ospedale Cafoncello di Treviso a causa di una lunga malattia da cui era affetto. Guerrato per tanti anni corrispondente della Tribuna di Treviso, per cui seguiva dalla Pala Verde le partite dell'Imoco Volley Conegliano fin dagli albori, la formazione pallavolistica maschile di Motta di Livenza, di cui era originario, la squadra di calcio della Liventina Gorghense Porto Mansuè. Giornalista e appassionato di canto, con il padre Sergio faceva parte del coro di Motta, era conosciuto da tutto l'ambiente della pallavolo trevigiana come una persona corretta, gentile, ma una penna severa. I funerali di Marco Guerrato, mancato, lo ricordiamo, all'età di 46 anni, saranno celebrati giovedì 2 maggio alle 11 a Motta di Livenza. E adesso lo sport, ma la gioia e la festa dei basket e rugby. Partiamo dal basket con la De Longhi che ha accolto la prima vittoria dei playoff di questa stagione con l'esordio agli ottavi e la vittoria 71-59 contro Trapani. E c'è già subito spazio per la replica con domani alle 20:30 nuovamente al Palaverde, nuovamente appunto contro Trapani per gara 2. È iniziata dunque nel migliore dei modi l'avventura dei playoff per la De Longhi, che ovviamente porta avanti il sogno della promozione dopo averla sfiorata in questi anni. E poi c'è l'impresa di cui ancora si parla, del Benetton Rugby, che ha centrato a Parma, prima volta per una italiana, l'accesso ai playoff di Guinness Pro 14 e poi sabato c'è già subito la prima sfida importante. Una qualificazione che ha il sapore dell'impresa, una vittoria che scrive il nome del Benetton nella storia del rugby italiano, prima squadra a conquistare la qualificazione ai playoff della Guinness Pro 14 da quando, era la stagione 2010-2011, la Palla Ovale di casa nostra partecipa al torneo. Non è stato dunque necessario attendere il risultato del derby di Glasgow. Davanti agli occhi di Luciano Benetton, sugli spalti dello stadio di Parma, i leoni biancoverdi hanno sconfitto per 25-11 le Zebre Rugby Club. Regular season archiviata, anche se non è stato semplice. A Parma i padroni di casa hanno venduto cara la pelle, disputando un avvio di match punto su punto. La lungo a fine primo tempo, con il 12-6 per gli ospiti. Dopo l'intervallo la superiorità di Treviso cresce pian piano fino al trionfo finale e all'entusiasmo in campo e sulle tribune. Una squadra come Zebre lottano sempre fino alla fine, quindi siamo contenti. Entusiasmo che contagia tutti, anche il sindaco Mario Conte è arrivato da Treviso per assistere al match. Gioia incontenibile in spogliatoio, con il pensiero che va già alla prossima sfida, fissata per il 4 maggio contro il Munster al Thomond Park di Limerick, con il sogno di essere tra le due sfidanti alla finale del 25 maggio al Celtic Park di Glasgow. Adesso solo per ricordarvi che a 20:10, dopo il telegiornale di Treviso, quindi adesso, fra pochissimo, parliamo di lavoro in prossimità, in vista del 1° maggio, della festa del lavoro. Parleremo con Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, e con Cinzia Bonan, segretario generale della CISL Belluno Treviso, per capire che significato ha ancora la festa dei lavoratori e qual è la situazione del lavoro nella Marca e in Veneto. E poi c'è Ring, il talk show del lunedì, la politica alle corde, e parleremo appunto di tanti temi, le europee, le elezioni amministrative, l'autonomia e l'economia, con l'onorevole Elisabetta Gardini, candidata alle europee per Fratelli d'Italia, Laura Puppato del PD, Gian Antonio D'Arè della Lega e Simone Conto del Movimento 5 Stelle, 4 avversari delle europee. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus
Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. L'ondata di maltempo che ha causato piogge intense e anche il ritorno della neve in montagna concede una tregua alle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo sarà ancora a tratti coperto con qualche residua precipitazione sui monti. Sarà più asciutto e soleggiato invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi circa. Occasionali piovaschi saranno possibili anche sul Friuli Venezia Giulia, specie nella prima parte della giornata. Col passare delle ore migliorerà ovunque con ampio soleggiamento. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime comprese invece tra 14 e 18 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque con cielo poco nuvoloso ma ancora con qualche nevicata sui confini alpini oltre i 1100 metri. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 20 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.